La Tribuna di Treviso, buongiorno, rassegna stampa dei TG Plus, perché ho detto la Tribuna di Treviso perché partiamo dalla pagina trevigiana delle notizie della provincia di Treviso. Vedete che Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia, ha ritirato le dimissioni. Noi siamo stati i primi ieri a parlarne, a far uscire, diciamo, un'intervista, ecco, non a parlarne un po' tutti, ma noi abbiamo fatto uscire un'intervista esclusiva che poi troverete nel nostro TG Plus, nella pagina. Resta sindaco e presidente Marcon, Stefano Marcon, queste insomma buone notizie per loro, per Castelfranco e per la sua zona. Case, mercato in frenata per l'aumento dei mutui. Nella Marca trevigiana le compravendite sono crollate del 16% nel primo semestre dell'anno. C'è meno offerta e fanno paura costi di ristrutturazione e spese condominiali. Treviso derubato mentre dorme, appartamento svaligiato, casi veramente di ladri anche qui a Conegliano, raid dei ladri al Sunset Caffè, furto e danni per 25.000 euro. Poi vedete nella foto notizia, sono 4 foto della zona del PUT di Treviso dove c'è l'asfalto colabrodo, buche e crepe ed è pericoloso. Qui si comincia a parlarne, vedete che anche qui sulla Tribuna di Treviso c'è questa notizia che viene riportata un po' dai giornali del gruppo: i sindaci leghisti sui migranti, l'accoglienza diffusa non si fa. Gazzettino invece, profughi, la scelta della Lega, Conte presidente Anci Veneto a fianco di Zaia, o gestire il problema o subirlo. E i sindaci non possono fare finta di nulla, arrivi del prefetto di Bari, forse meno di 4.000. Pizzo ai ristoratori, tentacoli della mafia a Belluno, un arresto. E nella fotonotizia Angelica, mossa della difesa, chiederà la perizia psichiatrica per vedere se poi se la cava con il carcere. Meloni che gela la russa, sto con chi denuncia. Un'occhiata la diamo al Corriere del Veneto: i profughi, primi no dei sindaci, comuni leghisti freddi sul piano di accoglienza, diffusa di Regione e Anci, non ci sono posti. E il compleanno di Moreno Morello che dice 50, inseguo truffe, corro sempre, mi sono sposato in segreto. Il simpaticissimo amicone, uno schianto fatale a oltre 150 all'ora. Queste sono le notizie di incidenti, sono sempre brutte da dare, notizie di incidenti. Andiamo a Treviso. Per la pagina di nostra, quella di Notizie Plus, Pio X che torna a Riese, è la seconda volta nella storia che un papa lascia San Pietro. Dimissioni ritirate, Marcon resta sindaco a Castelfranco è presidente della provincia. Anche qui, se cliccate qui, trovate l'intervista a Marcon, quindi sentite proprio quello che vi dice lui. Zero branco, 2 deferiti per un furto al corrificio che era stato fatto, poi alla fine li hanno beccati, e anche qui si va a vedere la notizia, poi è tutto ben spiegato all'interno del nostro portale. È tutto per Treviso.